Buonasera a tutti, tutti gli amici da casa, insomma, che calcio che fa su Lombardia TV al venerdì. Ci ritroviamo quindi a parlare di calcio dopo una settimana abbastanza contraddittoria, interessante da un punto di vista calcistico per le prospettive. No, senti, scusa, facciamo un attimo, non mi è piaciuta la partenza, la prima volta rifacciamo. Massimo, scusami, sono partito malissimo. Scusa, sono partito malissimo, scusate. E buonasera amici da casa su Lombardia TV, che calcio che fa, 14ª puntata, una settimana da un certo punto di vista un po' contraddittoria di calcio estero delle compagini italiane, oltre a situazioni non particolarmente eclatanti in alcuni club, vedi per esempio il caso Icardi appunto in casa Inter, e quindi di questo ne parleremo relativamente, ma parleremo del prossimo turno ovviamente di calcio della Serie A, il 25esima giornata. Ne parleremo a tutto tondo, perché che calcio che fa tratta il calcio a 360 gradi, come lo dico tantissime volte, e lo faremo con due ospiti, due interlocutori, di cui uno in particolar modo ci può raccontare del calcio dal dentro, visto che appunto in passato ha ricoperto dei ruoli importantissimi del calcio nazionale. Quindi vado a presentare, e da questa parte ho il io lo chiamo presidente, comunque ex presidente di Lega Pro, Mario Macalli. Buonasera a voi, grazie. Ovviamente Mario Macalli non è stato solo presidente di Lega Pro per, mi sembra, 18 anni, è stato presidente della Pergolettese, poi è diventata Pergo Prema per 29 anni, vicepresidente della FIGC, insomma un uomo a tutto tondo nel comparto del calcio, e quindi dopo nella trasmissione avremo modo di capire molti suoi ragionamenti riguardanti il calcio dal punto di vista delle istituzioni, ma soprattutto dal punto di vista prettamente sportivo, perché poi avendo avuto come ruolo, avendo ricoperto come ruolo quello di presidente di una squadra di calcio, credo che dopo alla fine sia giusto ricondurre il tutto al calcio giocato. Dall'altra parte invece altro ospite appunto della serata, un amico di Tele Sorregina, del gruppo delle TV, no? Di Tele Sorregina, quindi Lodi TV, Lombardia TV. Ho il piacere di avere il giornalista, che dopo andremo a specificare le sue provenienze, specie di un colore granata che aleggia in qualche modo, Giuseppe Francesco Livraghi. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, leggo conduttore di Obiettivo Sport al lunedì, giusto? Sì, io e Mauro, il buon Mauro Beniamini, siamo in due onestamente, conduciamo questa trasmissione su Lodi Crema TV e su Origina TV. Mentre invece sei giornalista articolista per Stile Toro, Juve Toro, il Torinese e In Storia. Esatto. Insomma, parli di calcio, in questo caso un calcio anche un po' retro, no? Visto In Storia, quindi vedendo persone, personaggi, calciatori, episodi del passato, ma soprattutto in qualche modo mi ha colpito questa tua appartenenza ai colori granata, che stimolano sempre un po', evocano sempre un ritorno al passato, ai grandi personaggi appunto del Grande Torino, personaggi come Gigi Meroni, Emiliano Mondonico, insomma tantissime cose. Quindi dopo ci spiegherai questa passione nei confronti dei colori granata. Partiamo allora col primo ragionamento, perché noi ha giocato la Juventus, la Lazio, ha giocato l'Inter, insomma giocano tutte in Europa, ma noi invece vogliamo fare una specie di focus sul calcio attuale sia in Italia che anche un po' all'estero, e quindi direi che la cosa più importante è chiedere appunto a Massimo in regia di far andare, eccola qua,
il calcio italiano, la slide, che cosa salviamo? Come vedete questa è una specie di arca di Noè, come vedete metto come diciamo uno stromo che indica perlomeno la direzione in questo momento da un punto di vista calcistico ai Mancini, poi ci sono gli stadi che alcuni sono belli ma la maggior parte sono da rifare, un personaggio che viene dall'estero che poteva servire a raggiungere determinati risultati specie per una squadra, e poi dei giovani di belle speranze come vediamo per esempio Donnarumma, e poi questi palloni tricolori che si perdono in un mare tricolore, insomma in un mare di erba. Allora domandiamo appunto a Mario Macalli a questo punto lo stato attuale del calcio. So benissimo che lui è una persona sanguigna, piena di ragionamenti, riesce a contestualizzare ben tutto, però dà molto, diciamo, senso alle parole, e quindi voglio sapere dal suo punto di vista inizialmente qual è questa visione dello stato attuale, una fotografia, come la vede lui? Ma penso che come la vedo io e come la vedono in tanti, cioè non è che noi stiamo passando un periodo favorevole per il nostro calcio italiano. Il calcio italiano è in grave difficoltà, sia sotto il profilo economico e patrimoniale. La Serie A soffre un po' meno, ma soffre. Non parliamo poi di quelli che stanno sotto, la Serie B o la Lega Pro, che lì hanno ancora peggio. Lì siamo a dei livelli assolutamente insopportabili. Più noi abbiamo 50 anni di storia in Lega Pro, anche di più, bruciati in un anno e mezzo con tutti i pasticci che hanno combinato questi personaggi che non lo so come facciano a rappresentare ancora un'istituzione di questo genere. In Serie B hanno gravissime difficoltà, tutti credono che sia il paradiso, invece è un inferno dove chi ci va brucerà lentamente, e chi anche un po' più che lentamente, ma comunque sono destinati non bene ad avere dei risultati sotto quell'aspetto che dicevo prima, non li avranno mai. Sotto il profilo squisitamente sportivo, ecco, stiamo rilanciando la nazionale con il nuovo commissario tecnico, Mancini. Con Mancini. Gli ultimi risultati danno ragione a lui, ha avuto il coraggio di scegliere giocatori giovani, di dare una svolta al nostro calcio, ha un merito, perché quando ci sono dei meriti bisogna darli, senza che nessuno sapesse niente ha scoperto da solo il signor Zaniolo, perché l'ha convocato quando nessuno conosceva chi era, e quindi adesso tutti l'hanno scoperto, ma lui però ha avuto la forza di farlo giocare in nazionale, e quindi sta facendo quello che può. Abbiamo anche un'immagine, no? La numero 3, Massimo, eccolo qua, questo è Mancini. No? In un momento molto difficile, perché per il calcio italiano c'è grandissima difficoltà, veniamo da un periodo anche commissariale che è incredibilmente negativo. Ecco, tornando indietro un attimo per il discorso di Mancini, l'aver scelto Zaniolo ma anche altri giovani, quindi puntando sì, sui giovani, però mi sembra che abbia una visione ben precisa di questo momento storico del calcio italiano Mancini, perché ha messo una squadra tecnica, con una buona gamba, una squadra che quindi questi 3 giocatori d'attacco che poi in realtà vanno e vengono non danno dei grandissimi punti di riferimento, quindi ha un'idea ben precisa in base al suo materiale. E quindi lui è da quel punto di vista è bravo a scegliere dei giocatori. Ma io non sono un tecnico, non lo faccio, ma però vedo le partite, credo che questa voglia una nazionale pimpante, tecnicamente valida, perché bisogna avere anche i fondamentali per giocare a certi livelli. Oggi giocano tutti, ma insomma quelli che hanno i fondamentali rimangono in pochi, e quindi sta facendo quello che può. E nelle ultime partite i risultati sono anche venuti, ha insistito, e credo che farà bene, mi auguro che faccia bene per il calcio italiano, perché noi ne abbiamo bisogno in un momento così difficile. Ecco. Quindi tutto l'appoggio a chi vuole fare queste cose, e quindi con tutti gli auguri che si possono fare a una persona che ha avuto anche, cioè che ha avuto il buon senso di capire che bisognava cambiare e che la nazionale deve essere una cosa importante, dove con giocatori veramente importanti. L'unica cosa che non ha ancora è che
parecchi di questi giocatori non sono ancora magari considerati a livello delle loro squadre di club, perché ancora ci sono tanti stranieri, ci sono ancora tanti stranieri, troppi stranieri, ne parliamo ma dopo. Non più che te. Quindi questa è la situazione attuale. Ne parliamo anche con Giuseppe da questo punto di vista, perché è importante, no, questo fatto, no? Quindi rivedere, diciamo, c'è un problema tecnico, scusa, perché tanto non è un problema. Se vuoi entrare dentro, Massimo, così vediamo un attimo, eccolo qua, così riusciamo a risolvere il problema del microfono. Ecco, va bene, nel frattempo, vabbè, allora a questo punto qua ripassiamo la palla a Giuseppe, anche se volevo in qualche modo interrogare il dottor Macali su ciò che riguardava la questione, diciamo, riguardante gli stadi. La visione appunto del dottore, la vedi in qualche modo, sei, diciamo, allineato, oppure ci sono delle cose che andrebbero, diciamo, in qualche modo maggiormente approfondite? No, sono totalmente d'accordo, ovviamente la sua analisi è precisissima, ha anche dato la sua grandissima esperienza, questo appunto è vero, la nostra nazionale ha avuto non un problema, molti problemi, onestamente. Aver mancato la qualificazione mondiale è stato veramente il punto più basso toccato da 60 anni in pratica da questa parte. Onestamente pensavo che il flop maggiore fossero le 2 eliminazioni al primo turno, invece abbiamo dovuto vedere anche la non qualificazione, e quindi è una cosa veramente che i meno vecchi o più giovani non avevano mai neanche vissuto la non qualificazione dell'Italia mondiale, ma neanche potevano immaginare, neanche dei peggiori incubi sportivi, si intende, quindi si partiva proprio non da zero, ma peggio ancora, e Mancini sta lavorando già. Non essere retrocessi nella Serie B o Lega 2 di Nations League è già un qualcosina, ovvio. Era preferibile qualificarsi per le Final Four, però forse era pretendere troppo, però quantomeno essersi salvati è un piccolo mattoncino, ecco, un qualcosina che può essere preso come un fatto positivo. Ecco, si fa come si può, bisogna appunto accettare quello che si ha, e si ha, questo è quanto che è la nazionale, questo è quello che abbiamo. Ora Mancini dovrà ovviamente cercare di trarre il meglio, magari anche non 100%, anche qualcosa in più da questi giocatori, perché d'altronde c'è un proverbio che dice questo abbiamo, questo ci piace o deve piacerci, quindi dobbiamo vedere se riuscirà a risollevare la situazione nella nazionale. Speriamo riesca, innanzitutto che riesca, e magari nel più breve tempo possibile anche. Vediamo questo. Prima tu dicevi appunto la nazionale non si è qualificata, è un punto veramente basso da questo punto di vista, però certe volte magari avere un trauma, no, per tutta la società italiana, perché il calcio sposta passione e interesse, però a un certo punto può essere, in qualche modo poteva rappresentare una sorta di punto di partenza, punto zero, per poter ripartire non solo da un punto di vista prettamente sportivo e calcistico, ma anche dare il là a tante, diciamo, manovre che potrebbero essere più strutturali, che riguardano appunto la struttura, no? Le fondamenta del calcio. E quindi io domando se questa è un'occasione persa, domando al dottor Macali se questa è un'occasione persa, parlo di stadi, di infrastrutture, di un insieme di cose che dovrebbero ripartire partendo dalla delusione prettamente calcistica, oppure ci lasciamo scorrere tutto lo stesso? Ma il calcio è un gioco, il calcio non si può più dire il calcio è uno sport, perché di sport c'è poco, insomma, il calcio è un business, però rimane un gioco e come tale è soggetto alle varianti del gioco, cioè vinci, perdi. Noi non abbiamo vinto, abbiamo avuto un periodo brutto, si sono incolpati diversi personaggi, ma secondo me, come sempre, le colpe principali sono degli attori. Quindi quelli che erano in campo, se la mettevano dentro, era bravo Ventura, erano bravi tutti. C'era un palo di Verdiana, sì, vabbè, ma comunque voglio dire, questa è la storia. Poi per quanto riguarda le strutture, in Italia ormai se ne parla da una vita. Gli stadi di calcio italiani sono stadi che riguardano un po' tutta la categoria calcistica, perché non è solo la Serie A. Adesso la Serie A qualcosa ha fatto, perché noi abbiamo grandi imprenditori, vedi Squizzi a Sassuolo, che questo stadio Udine, che era già Udine. Abbiamo Udine, Torino. stiamo facendo, c'è Torino, stanno facendo altri progetti, Roma, Fiorentina, cioè si muove qualche cosa.
La verità è che fino ad oggi probabilmente anche le società non hanno avuto l'obiettivo serio di farsi lo stadio proprio o roba di questo genere, perché pensavano anche di fare altre cose. E adesso però ma se lo stadio porta indubbiamente un valore aggiunto da un punto di vista economico. Lo stadio porta un valore aggiunto da un punto di vista economico ma per quanto riguarda i bilanci delle squadre calcistiche italiane non sufficiente per portare i conti economici in equilibrio. È molto importante avere uno stadio proprio per 1000 motivi, ma assolutamente, se uno pensa di risolvere i problemi economici con lo stadio, per adesso non li risolve, perché in Italia fino adesso i conti economici li ha messi a posto solo i soldi delle televisioni, quando sono stati gestiti bene. Ecco, mi dà il là appunto per la seconda slide, sembra fatta apposta, è entrato proprio nell'argomento giusto. Vediamo la seconda slide. Eccola qua. Qual è la strada giusta per arricchire la Serie A? Uno l'ha già detto, sperare in una TV straniera, che bella, penso ai tanti soldi, cosa sono 3 milioni, 4 milioni di sterline che vengono date per esempio alla Premier League. 2, sperare nell'aiuto dello Stato, perché anche strutturalmente lo Stato potrebbe anche in qualche modo ricondurre secondo determinate regole, magari un po' più ristringere i cordoni di una certa situazione a livello proprio societario, e dall'altra parte invece potrebbe essere una sorta di core business. In parte viene anche fatto. Dybala con la maglia del Palermo rappresenta il giocatore che viene dall'Argentina, preso dal talent scout, da chi comunque l'ha visionato, lo rivende in Italia, ma dopo Dybala può essere rivenduto all'estero nei campionati diciamo più ricchi, e quindi alla fine c'è un valore aggiunto che rientra, di soldi che rientra nel circuito. Allora domando innanzitutto al dottor Macali, poi sentiamo appunto anche il pensiero di Giuseppe. Guardate, sotto il profilo della struttura della squadra, dell'atleta, di chi va in campo eccetera, noi abbiamo ormai delle squadre che giocano anche non delle grandi squadre, ma delle squadre di livello anche in Serie A, non dico modesto, ma insomma di media classifica o di bassa classifica, giocano ormai con quasi tutti stranieri, che è una follia. Di quella gente lì in Italia ce n'è a bizzeffe, ma non si capisce, o si capisce troppo bene, ma nessuno lo dice, perché vadano all'estero a comprarsi questi giocatori. Ma questa è un'operazione che lascio ad altri. Quindi da quel punto di vista lì bisogna rifare parecchie cose. Che ci sia una televisione che possa dare molto di più, io ho forti dubbi, anche perché se uno vede una partita di Premier League vede uno stadio ordinato, uno stadio dove tutti sono, non c'è un posto libero. Quindi già la visione che ti dà la partita è diversa da quella di vedere uno stadio con 4 che gridano e con mezzo stadio vuoto. Non è che attiri molto la TV che deve comprare lo spettacolo, ha il suo fascino, certo, sotto questo profilo qua. Quindi per quanto riguarda poi lo Stato, io mi auguro che lo Stato non faccia assolutamente nulla, perché ci sono altri problemi che riguardano la società civile, che sono molto più importanti e molto più urgenti di quello di fare qualcosa per il calcio di vertice. Io ho una grandissima fiducia nella persona che oggi ha il controllo sullo sport nazionale, che è il sottosegretario Giorgetti. È una persona che conosce molto anche il mondo del calcio, è un tifoso del Southampton, lui va sempre in Inghilterra a vederselo, era tifoso, lo è ancora, anche se credo il Varese non sia in una posizione molto, molto buona ad oggi, però ho una grande fiducia nelle sue capacità. Ma fino ad ora quello che ha iniziato a fare è stato quello di togliere il malloppo dalle mani del CONI e di tenerselo in mano e di darlo e distribuirlo in una maniera diversa, con una società diversa, sì, perché quindi sotto questo aspetto ha già fatto molto. Che poi si debba favorire il mondo del calcio a livello, voglio dire, o dilettantistico giovanile, io sono perfettamente d'accordo. Quando si parla di calcio professionistico, e oggi sento a parlare purtroppo
parecchia gente che non sa quello che dice, evidentemente, perché anche sotto il profilo squisitamente tecnico-economico parlare di semiprofessionismo è una follia assoluta, perché a parte che bisogna cambiare una legge dello Stato, ma quello lo fanno presto, se vogliono, la cambiano, attualmente le maggioranze le hanno, ma parlare di semiprofessionismo significa tornare indietro di 50 anni. E a me risulta che il mondo va avanti, il mondo non va indietro, bisogna parlare di un'altra cosa invece, che per fare calcio anche professioni così com'è, è possibile farlo se i controlli sono quelli che sono, cosa che non esiste, perché nei controlli non ci sono mai stati. Questo è un discorso in generale. Siamo pieni di organi di controllo. Siamo organi di controllo che non controllano un tubo, non ha mai controllato niente. La Coviso non controlla nulla. Lo scandalo successo in questi anno e mezzo, 2 anni, sulle fideiussioni è la prova provata che è tutta gente che deve essere spazzolata via. Insomma, un quadro lo sapevo, perché conoscendo in parte un poco il dottor Macali è sempre molto bravo a fare questa disamina a tutto tondo riguardo appunto il calcio italiano, ma appunto dall'interno, per quelle che sono appunto le situazioni riguardanti le società, le esposizioni, le mancate promesse. Insomma, è un calcio che dovrebbe essere effettivamente ribaltato. Vengo da Giuseppe, quindi anche il tuo pensiero riguarda questo, e poi per esempio una domanda che dopo rivolgerò anche al dottor Macali, che riguarda appunto anche il CONI. Noi in questo momento qua stiamo parlando per esempio di calcio, i soldi, tutto viene spostato verso il calcio, ma poi ci rendiamo conto che tutte le altre discipline sportive stanno segnando il passo, no? Abbiamo dei grossissimi problemi. Una volta eravamo bravi a pallanuoto, pallacanestro, pallavolo femminile, il tennis. Per carità, ci sono degli apici, dei momenti interessanti legati a degli atleti, a delle squadre, ma però dal punto di vista proprio strutturale manchiamo in qualcosa. Quindi il tuo pensiero e poi anche già una risposta riguardo a questo, se bisogna ricambiare qualcosa dal punto di vista appunto strutturale del CONI. Beh, ovviamente visti i risultati la risposta è presente, cioè c'è già, bisogna cambiare qualcosa per quanto riguarda appunto le grandi prestazioni di grandi squadre, grandi nazionali. Sì, concordo, perché mi ricordo, dicevi la pallanuoto, avevamo avuto il Dream Team della pallanuoto qualche annetto fa, ormai sono passati 20 anni della pallavolo, Ratko Rudic, poi qualcuno aveva anche, insomma, aveva fatto una piccola critica, avevano detto che l'Italia aveva vinto perché si era avvantaggiata del periodo in cui le nazionali ex Jugoslavie dovevano ancora risorgere dopo il brutto conflitto che sanguinò l'Jugoslavia, però comunque resta il fatto che quella fu una grande nazionale, certo. E quindi poi appunto c'è stato un po' un livellamento purtroppo verso il basso e i risultati non sono più quelli che c'erano. Qualcosa effettivamente c'è da cambiare, ovvio. Speriamo che chi ha l'onore o l'onere, o tutte e due, riesca a metterci una mano sulla coscienza e risolvere qualcosa. Volevo tornare, se mi consente, il discorso degli stadi. Concordo con l'analisi del dottor Macali, perché ci sono appunto degli stadi, ne ho visto uno, non dirò mai qual è, ne ho visto uno che addirittura si vedevano in pratica il cemento armato, l'armatura che usciva dal cemento, quindi pensa a te che sicurezza potesse avere. Altri invece sono belli. Aggiungerei un altro che è stato rifatto da poco in vista dell'Europeo, quello di Trieste, è stato rifatto, risistemato, era già bello. Il Grezar, il Rocco, è diventato Rocco. Quello vecchio, il Grezza c'è ancora, ma ormai è utilizzato a livello locale. Il Rocco, quello nuovo, e è stato risistemato per gli europei che di Under 21 che l'Italia ospiterà. Quindi effettivamente sì, alcuni stadi sono eccellenti, altri invece non voglio dire che sono in situazioni gravi, ma insomma. Sì, perché poi si sta parlando non solo dello stadio, cioè qua si intende lo stadio deve essere foriero di introiti per un insieme di cose, no? Quasi un po' una sorta di centro commerciale, albergo, tutto quello che vuoi, il cinema, ma qua proprio lo stadio sta crollando proprio strutturalmente, anche solo per far vedere una partita di calcio, quindi bisogna mettere mano, veramente cercare di risolvere questa situazione. Sentiamo invece, per ciò che riguarda appunto questa domanda che ho sempre avuto con me in tanti anni, del perché si sposta sempre tantissimo l'attenzione. Poi vabbè, la risposta c'è già un po' in parte, però come si potrebbe fare per cercare di dare un po' più di spazio a tutte le altre discipline sportive in qualche modo, no? Che quindi... Allora, per evitare degli equivoci, quando lo Stato italiano, il governo italiano concede
prima di adesso, partiamo dall'inizio, lo sport italiano è stato finanziato al 100% dal gioco del calcio ed è stato finanziato al 100% dal gioco del calcio, tutti gli sport nazionali, col Totocalcio. Sì, perché il Totocalcio lo giocava solo le società di calcio e quindi con i introiti del calcio il CONI finanziava tutto il movimento sportivo nazionale. Non era già sbagliato questo? Premesso questo, era già sbagliato questo? È sbagliato perché chi produce dovrebbe avere il suo utile, invece qui si è sempre levato al calcio, non si è mai regalato nulla al calcio, questo per precisione. Poi sono cambiate le cose. Adesso siamo in una condizione attuale che è quella di 380-400 milioni circa che lo Stato italiano mette a disposizione dell'ente supremo dello sport, che è il CONI, il quale CONI gira al calcio italiano di queste somme che derivano dallo Stato non più di 38 milioni. Tutto il resto va alle altre discipline sportive. Come ci va? Questo è un altro discorso che non sta a me farlo. Però questo per sfatare il fatto che il calcio italiano è stato... No, il calcio italiano ha sempre pagato e ha sempre dato per gli altri sport, non ha mai ricevuto. Ha ricevuto delle pedate in bocca il calcio italiano e le sta ricevendo ancora ad oggi. Ogni anno gli tolgono una fetta e la dedicano ad altri sport. Sarà giusto, sarà sbagliato, ma questo è. Quindi sotto questo profilo al calcio italiano tutti devono dire grazie e basta e stare zitti, non attaccarlo continuamente sotto questo profilo. Mi dà una bella risposta. Chi ti ha dato i soldi devi solo dirgli grazie, poi se le altre cose sono solo delle polemiche inutili che non servono a nessuno, per cui poi le strutture sono strutture che i comuni ormai non hanno più neanche i mezzi per sistemarle, a parte il fatto poi che sistemare, io posso dire adesso a Crema ci sono 2 squadre in Serie D, quindi come Domodossola, quindi, e giocano su degli stadi che chiamargli stadi sono dei pollai. Sono delle aree che possono essere dedicate alle galline, dove la domenica ci giocano anche delle partite di calcio. Ecco, da quel lato lì noi non dobbiamo più permettere che ci siano squadre anche di certi paesotti che meritano per la loro volontà che hanno, ma se non hanno le strutture devono giocare a bocce. Fanno un bel gioco di bocce oppure giocano a birilli, fanno altre cose, ma il calcio è un'altra cosa. Il calcio è uno sport serio come tutti e bisogna avere strutture serie. Poi avere gli stadi come tutti pensano di avere intanto devi portarci poi dentro la gente. Se è uno stadio che ha 5.000 posti e vanno a vederlo in 300 persone ovviamente, ovviamente sei già fallito prima ancora di cominciare. Di partenza. Quindi ci sono tanti motivi di discussione che non sempre sono indirizzati nella giusta misura. Bene, passiamo alla slide numero 4. Eccolo, che bello il calcio del futuro. Non voglio parlare di strutture, ma voglio parlare proprio da un punto di vista prettamente tecnico. Una domanda che rivolgo molto spesso agli interlocutori della mia trasmissione, lasciamo alle spalle da un punto di vista calcistico e tattico il guardiolismo, però vediamo anche dall'altra parte un calcio molto più muscolare che appunto è basato su dei buonissimi giocatori che però lasciano da parte magari la tecnica perché devono correre, andare negli spazi. Quindi volevo sapere il vostro pensiero a riguardo. Sentiamo Giuseppe riguardo a questo. Sì, in pratica giustamente il calcio muscolare dipende, perché questo qui in pratica non è calcio, ma possono chiamarlo addirittura anche calcio veloce, dicono, no? Sì, calcio veloce, certo. Muscolare. Però avevo fatto, così magari mi ricollego alla domanda che probabilmente mi farai, avevamo fatto una domanda a Boniperti, non mi ricordo quale nostro collega, e lui addirittura riguardava il Torino, lui addirittura disse che quel grande Torino non avrebbe avuto problemi a giocare anche questo calcio, perché evidentemente la velocità è importante, ci mancherebbe, se poi c'è la velocità e la tecnica meglio ancora. Se c'è solo la velocità, insomma, la vedo un po' dura, anche perché ovvio rendere un po' veloce il giocatore, con qualche allenamento si può anche fare la tecnica un po' più difficile, o ce l'hai o non ce l'hai, qualcosa si riesce a migliorare. Quindi
può essere una cosa positiva, che il calcio è più veloce, ma se mi consente una battuta, più che il calcio sembra il calcio versione arcade, scritto arcade, no? Come nei videogiochi. Non so se può essere bello a vedersi, poi magari sono io che ho un'idea di calcio magari retrograda, no, non è retrograda, è vintage, diciamo, magari, tradizionalista, diciamo, no? Tradizionalista nel senso positivo del termine, però non so se il calcio attuale o quello del futuro siano effettivamente il calcio che tanti si immaginavano, o magari quel calcio del 2000 che veniva profetizzato da Lobanovskij nella metà degli anni 80. Forse Lobanovskij, quando immaginava il calcio del 2000, anche se adesso ormai siamo quasi nel 2020, non immaginava questo calcio. Credo ovviamente. Sentiamo un attimo, poi dopo andiamo velocissimamente in pausa. Io sono antiquato, però per me, per giocare a calcio, prima di tutto devi essere capace di giocare, e quindi devi avere i piedi buoni, devi avere una tua tecnica. Ma se voi andate a vedere oggi in qualsiasi stadio, e parlo dai giovani, dai ragazzini che cominciano, e quindi è lì dove devono cominciare ad apprendere. Una volta in ogni stadio c'era la forca, dove con la forca con un pallone appeso tiravano la corda e tu dovevi saltare, andare a prenderlo di testa, eccetera. Poi c'era il muro dove tu ti allenavi per delle ore contro il muro, contro i numeri dovevi prendere, eccetera. Non c'è più nulla. Oggi Abebe Bikila sarebbe un grande giocatore, tant'è vero che Usain Bolt voleva giocare a calcio. È vero, ha ragione. Ho detto questo, ho detto tutto, perché qui c'è della gente, abbiamo visto anche le partite in questi ultimi giorni, che quando stoppa la palla va sempre a 3 metri, e Arrigo Sacchi, che è un tecnico eccezionale, dice che quando tu hai controllato la palla al primo stop tu hai già vinto mezza partita, e ha ragione, perché io ho visto sbagliare palloni a 10 metri, e poi adesso hanno un calcio nuovo, perché adesso c'è una tecnica nuova che è il calcio all'indietro, perché la palla non va mai verso la porta dove devi fare gol, ma la giocano per 40 volte sempre indietro e sempre in orizzontale. Dopo mezz'ora tu sei sempre lì in quei 10 metri, non vai mai ad offendere dove devi andare. Chi offende, chi va là, ha vinto la partita. Ora, qui è un calcio diverso, questo non è più il calcio deve tornare alle origini, cioè deve avere la tecnica di base, e poi unitamente con i metodi nuovi, eccetera, con le nuove generazioni, velocità molto più veloce di una volta. Ma ricordatevi che i giocatori che giocavano in Serie C una volta oggi sarebbero tutti in nazionale. Indipendentemente da come erano, perché sono talmente più forti, erano talmente più forti di questa massa di gente che gioca oggi, che non è che gioca, non si sa cosa fa. Tu non vedi un giocatore che cambia marcia, che salta l'uomo, non c'è più. Questi vuol dire che chi insegna calcio lo insegnano male. Sono capaci a insegnare però molto bene i prefissi telefonici. 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, tutte balle assolute che non hanno niente a che vedere, perché quando tu arrivi prima sulla palla nel mondo del calcio tu hai sempre vinto la partita. Questo è vero, si vede ancora adesso, anche se c'è questo calcio molto tattico a livello anche molto ostruzionistico, veramente. Comunque riprendiamo questo discorso, solo 30 secondi per un piccolo contributo pubblicitario. Ed eccoci, seconda parte ovviamente di Che calcio che fa. I nostri ospiti sono appunto il dottor Mario Macalli e il giornalista Giuseppe Francesco Livraghi. Riprendiamo il discorso che riguardava appunto il calcio, dove sta andando da un punto di vista tecnico-tattico, e mandiamo in onda la quinta slide, pardon, scusa. Eccola qua. Quale champion sarà? Questo per dire che nel 2024 appunto riusciamo in qualche modo a riunificare dei concetti che abbiamo già detto in precedenza. Il calcio deve cambiare, nel 2024 ci saranno 4 gironi da 8 squadre che giocheranno la bellezza di 8 squadre, 16, 15, 14 partite
durante il campionato, probabilmente, non so come si riuscirà a fare, questo per cercare appunto di rendere il torneo, diciamo, più foriero di introiti, ovviamente da un punto di vista di risorse economiche, un po' meno forse a livello proprio calcistico per ciò che riguarda i campionati nazionali. Insomma, si dovrebbe andare verso una serie di situazioni, compreso il VAR che verrà in qualche modo pubblicizzato all'interno dello stadio, ma anche verranno tolti per esempio i gol doppi in trasferta, appunto per andare nella direzione in parte che forse aveva ipotizzato il dottor Macalli, cioè cercare di cambiare, ritornare a delle regole, diciamo, più tranquille. È chiaro che qua c'è spettacolo vero e proprio, e quindi cambia un po' verso il futuro, però per esempio togliere il gol che vale 2 punti potrebbe avere un significato da un punto di vista, diciamo, spettacolare, nel senso che se tu vai a vincere all'andata sonoramente fuori casa e hai già fatto molto, e poi magari puoi farti una partita, diciamo, più di contenimento nella partita di ritorno, pur sapendo che i gol che ti può segnare la squadra avversaria non valgono il doppio. Quindi cosa pensa su questi cambiamenti, queste modifiche? Io penso che ormai, insomma, qui dobbiamo chiarire cos'è il calcio prima di tutto, perché questo è un calcio che appartiene ormai a una elite, e come elite è chiaro che sono queste squadre, se potessero, alcune squadre anche italiane non giocherebbero il campionato italiano, forse si augurerebbero di giocare un campionato in Europa, perché i cassi e tutta, cioè, hanno perso di vista quello che è anche lo spirito campanilistico che c'è sempre stato nel mondo del calcio e nello sport in generale. Lei non sarebbe per la Superlega? Sarebbe per la Superlega? No, assolutamente. Io sono per ritornare a un calcio. Allora, quando noi vogliamo costruire una casa o un palazzo o un grattacielo, noi riusciamo a farlo soltanto perché siamo molto bravi e dobbiamo fare e trovare il sistema per fare delle grandi fondamenta. Senza queste crollerebbe il palazzo, crollerebbe il grattacielo. Noi qui stiamo dimenticando che le nuove generazioni si allontanano sempre di più da quel mondo qua, perché se io vado in certi stadi oggi anche a vedere le partite, e ci vado, io non trovo gente giovane. Io trovo quasi tutta gente della mia età o gente un po' sotto di me, ma non c'è un ricambio. Le società che ci vedono lontano, faccio un esempio per tutti, ma per far capire quello che voglio dire, l'Atalanta. Il presidente Percassi, siccome è un imprenditore avveduto e chiaramente vuole, a Bergamo c'è l'Atalanta e basta, quando nasce un bambino a Bergamo, la prima roba che fa, gli regala la maglia dell'Atalanta. Perché? Perché ha capito. Noi invece non abbiamo più nessuno. Qui alla domenica hanno altre cose per la testa i giovani, non hanno più la volontà di andare a vedere allo stadio e di farti accompagnare dentro da uno che ti prendeva per mano e ti trascinava dentro a vedere senza pagare. Oggi non c'è più neanche l'orgoglio di appartenere a una società della tua città. Cosa vuole che mi interessi a me se sono cremasco chiedere cosa ha fatto la Juventus? No, chiederò cosa ha fatto la Pergolettese. Scusate, la prima roba che chiedo è la squadra della mia città. Perché devo chiedere cosa ha fatto la Juventus? Faccia quello che vuole. Io vedo cosa ha fatto quello. Questo no, si è perso. Quindi andare a fare grandi cose vanno bene, vanno benissimo per lo sport business. Questo va benissimo perché chi fa business deve sempre introitare di più e trovare il sistema per introitare di più. Il resto ma invece... per il mondo, per la base, per tutto è un disastro, perché non c'è neanche chi è capace a livello federale di capire che per non perdere le tue radici devi fare qualcosa di diverso, devi seminare una cosa che oggi non seminano più, oggi invece arano, continuano a fare dei solchi dentro. Non è un caso che quindi appunto, questo è il problema serio che ha il calcio non è un caso in generale che nell'istituzione, diciamo, di questa nuova Champions League c'è una voce molto importante, c'è la ECA, che sono chiamiamolo così, l'associazione delle grandi società di calcio, e quindi ovviamente si andrà in una sorta di Superlega che viaggerà magari parallelamente, però hanno anche un po' paura. Ma voi fate un ragionamento molto semplice, se voi chiedete a 100 persone che vanno a vedere partite di calcio se in Italia si può verificare che
quello che si è verificato anni fa, che un Verona ha vinto lo scudetto, che il Cagliari ha vinto uno scudetto, non succede più. Non succederà mai più. È successo in Inghilterra con Leicester 2 anni fa, ma è un caso, direi, unico al mondo, perché non esiste più, il che significa che tu non giochi più per cercare di ottenere un risultato primario, tu giochi come riempitivo, perché chi vince, qui in Italia sono 8 anni che vince la stessa squadra, vabbè, ma anche nelle altre nazioni, bene, è un disastro, perché vuol dire che tu sei un comprimario, non sei mai uno, tu sei destinato a beccare delle bastonate, quando va bene magari ne becchi meno, ma insomma questo non è lo spirito che dovrebbe avere una struttura sportiva, noi stiamo parlando di calcio, di sport, che non c'è più. Quindi c'è un business e questo business va calcolato. Sentiamo. Tutto qua. Giustissimo. Però, Giuseppe. Esatto, poi bisogna dire anche una cosa, sempre per quanto riguarda il business bisogna dire che è vincente se il campionato quindi attrae interesse, se attrae interesse che tutti più o meno possono vincere. Cosa succede? Faccio un esempio dove il business è fondamentale negli Stati Uniti d'America. Non possiamo dire che gli Stati Uniti d'America siano socialisti, questo penso proprio di no, eppure là il campionato di basket è gestito in maniera tra virgolette socialista, cioè nel senso che cercano che ci sia un po' di equilibrio, la parità, ma non perché siano bravissimi, ma perché ovviamente se il campionato è equo c'è più interesse, se c'è più interesse ci sono più soldi, se ci sono più soldi c'è ancora più interesse, qui è un circolo penso anche alla stessa Premier League, perché l'ultima della classifica prende tantissimi soldi che può permettere di comprare, non dico il Messi della situazione, ma comunque dei giocatori importanti, anche quello. Mentre invece l'ultima del nostro campionato prende 15 milioni a fronte delle prime che prendono 120 milioni, c'è una discrepanza anche nell'approvvigionamento. Poi è vero, pubblico, tutto l'insieme che muove ovviamente ogni squadra dipende da questa gradatoria, però forse se dessero un po' più di parità da questo punto di vista ci sarebbe magari il Verona di turno che arriverebbe fino in fondo. Noi stiamo semplicemente parlando di interessi, non stiamo parlando di gioco del calcio. Il gioco del calcio è un'altra cosa. Almeno ci fosse la volontà di mantenere le fondamenta di questo gioco del calcio ed escludere il business è un'altra cosa, la dimentichiamo, la lasciamo fare, però ricordatevi questo, io leggo i giornali, non dico niente contro nessuno, né credo di poterlo dire, ma leggo oggi che la Juventus ha 400 milioni di indebitamento, cosa strana. Ha fatto un prestito obbligazionario che ha emesso adesso di 150-175 mila, piazzato in Germania, mi pare al 3,75%. Quindi non è che questi, perché avevano vinto, avere lo stadio, avere il grande campione, eccetera, a lungo andare, se non stai attento, zompi anche tu. E quindi qui per seguire il fatturato, per seguire tutte queste cose, si dimenticano mille altre cose. Poi ma guardate, scusate, io poi mi taccio, ma abbiamo avuto le seconde squadre. Chi ha avuto l'idea che c'era in federazione col commissario e il vice commissario che ha inventato le seconde squadre? Guardi, una se n'è iscritta, l'Under 23, oltretutto della Juventus, l'Under 23, vanno a comprare giocatori in Serie C. È uno scandalo assoluto. Le seconde squadre non servono a nessuno tranne all'Associazione Italiana Calciatori per far giocare una marea di giochi di giocatori che andrebbero meglio a fare un altro mestiere. Ho capito, beh, è entrato abbastanza a piedi uniti il dottor Macalli, ma questo noi siamo abituati da questo punto di vista. Vediamo invece una cosa, l'ultima slide che riguarda, poi parleremo del campionato. Non voglio, questa è una slide diciamo che io rivolgo sempre agli amici, ospiti, il vostro Dream Team non c'è tempo per riuscire a sviluppare un 11 di base, a meno che non vogliate ragionare, me lo dite alla fine della trasmissione. Mi piacerebbe conoscere innanzitutto qual è stato il campione della vostra vita, il campione diciamo a cui vi rifacete da un punto di vista proprio culturale, calcistico, quindi sentiamo Giuseppe. Ma soprattutto Van Basten, anche perché sarebbe bello immaginare cosa avrebbe fatto qualora avesse potuto continuare a giocare. Quanti palloni d'oro avrebbe vinto in più oltre i 3 che ha vinto? Esatto, si è fermato nel 93, la stagione 92-93 praticamente, perché poi nelle altre 2 stagioni era tesserato col Milan ma non giocò.
che poi in realtà nella seconda parte del 92-93 era a mezzo servizio in pratica, perché si infortunò. Una maledetta caviglia. Esatto, qualora avesse avuto, che ne so, ancora 4-5 anni, chissà, come giustamente hai detto tu, quanti palloni d'oro avrebbe vinto e quante reti avrebbe realizzato e cosa avrebbe vinto di più il Milan. Ecco, quindi, grande campione, quindi per te Van Basten. Sentiamo invece il dottor Macalli riguardo a questo. Ma io sono molto nazionalista. Noi abbiamo avuto grandissimi campioni nelle altre nazioni, abbiamo avuto Cruyff, abbiamo avuto tanta gente, Platini. Io però rimango sugli italiani, il mio giocatore che individuo come calciatore e come modello, anche sotto il profilo non solo del campo, perché il calciatore è calciatore ed è un campione sul campo e fuori dal campo. Paolo Maldini. Paolo Maldini, beh, indubbiamente. Senso assoluto. È un grande esempio da questo punto di vista, quindi infatti pensavo a lui oppure a Gianni Rivera, anche Gianni Rivera. Paolo Maldini. Gianni Rivera però già è tutta la vita. Un uomo un po' più politico. Tutta la vita Paolo Maldini. Paolo Maldini, vabbè, insomma, delle bellissime scelte avete fatto, perché comunque le condivido tutte e due. Voglio domandare invece a Giuseppe, il più grande del Torino a questo punto, no? Visto che tu tratti la materia granata, e quindi qual è, diciamo, il personaggio che ti ha affascinato di più? Posso provare a buttare lì un nome tipo Gigi Meroni, però magari me ne trovi un altro. Beh, ovviamente Valentino Mazzola. Sì. Valentino Mazzola, ovviamente, che era l'anima del Torino, ovviamente. E se togli loro due, chi metteresti? Loro due sono tanti. Allora, chi potrebbe esserci? Allora, Mazzola no, l'abbiamo tolto Mazzola, abbiamo tolto Meroni, chi potrei metterci? C'è un Zaccarelli che era un'anima. Beh, ovviamente. Ovviamente chiedo scusa perché non mi è venuto in mente subito. Buon Pulici. Sì. Ovviamente sì. Paolino Pulici, ma tanti giocatori. Il poeta del gol Sala, anche Pecci, ma diciamo fra quelli relativamente recenti, perché sono passati un po' di anni, quasi possono essere questi. Pulici, esatto, i Pupi Pulici, sì, senza dubbio. Bene, allora ci buttiamo un attimo sul campionato, abbiamo il prossimo turno, vediamo innanzitutto la classifica, vediamo velocissimamente la classifica, quindi la Juve che appunto ormai veleggia a 66 punti, a 13 punti c'è il Napoli, poi sono i due posti per la Champions, Inter 46, Milan 42, a ridosso io comincio a vedere che nonostante nelle ultime puntate c'erano 9 squadre in 7 punti, incomincia ad allungarsi questo gruppone, io lo chiamo il gruppone dei cagnacci, che si stanno avvicinando per queste posizioni appunto della Champions, dove c'è la Roma che sta rinvenendo a poco, l'Atalanta ha segnato il passo con la sconfitta con il Milan, la Lazio sempre lì a 38, poi c'è la Fiorentina, il Torino, la Sampdoria che ha perso con l'Inter, il Sassuolo e il Parma che si sono fermati, il Genoa che ha fatto un balzo in avanti dal gruppo a ridosso della retrocessione, e poi c'è un gruppetto che se la sta veramente giocando, che va dal Cagliari fino al Frosinone, ovvero sia in 8 punti ci sono 6 squadre che possono rischiare un po' da quel punto di vista. Poi il Chievo che fa delle buone prestazioni, ma comunque perde di misura, ma rimane sempre fermo ai 9 punti. Vediamo invece il prossimo turno, che chiaramente prevede delle partite importanti. Come vedete io ho segnalato, secondo mia usanza, la partita diciamo clou e poi le altre di importanza a seguire. Ovviamente sottolineo un Fiorentina-Inter, l'Inter più che altro per una questione ambientale, con una Fiorentina che gioca molto bene, fa più punti in casa, un Bologna-Juventus che può essere una partita a rischio, visto l'ultima prestazione in Coppa della Juventus, con un Bologna che comunque si sta risollevando, abbiamo visto anche la partita che ha fatto l'altro giorno. Poi abbiamo un Milan, ecco, le 3 squadre colorate di azzurro sono Milan, Roma e Lazio, che fanno parte della quarta, quinta, sesta posizione, che incontrano 3 pericolanti, l'Empoli, il Frosinone e l'Udinese. Ovviamente quelle che si giocano in casa sono più facilitate, però sono partite complicate. Poi abbiamo il Torino-Atalanta, una partita molto importante dove l'Atalanta ha perso l'ultima volta, il Parma-Napoli, il Napoli ha un po' segnato il passo con il suo pareggio. Poi abbiamo Sassuolo-Spal, Sampdoria-Cagliari e un Chievo-Genoa che non dovrebbe dire tantissimo. Faccio sempre la domanda ai miei ospiti: qual è la partita, a quale
quale partita andreste a vedere sul campo, insomma, quale scegliereste? Vediamo il dottor Maccali. Torino-Atalanta senz'altro, a parte il fatto che tifo per l'Atalanta. Ecco, va bene, questo... Ma Torino-Atalanta magari sono contro sotto il profilo è vero, del tifo. Giocate in casa. Però l'Atalanta, perché l'Atalanta sta giocando un calcio eccezionale, ha bucato malamente, molto male la partita col Milan ha vinto niente, ha perso l'Atalanta la partita, senza giocare vinceva 1-0 fino a un minuto prima del Però lo fermo, riposo. e vede, prima parlavamo dei colpi dal punto di vista tecnico, io sono rimasto estasiato perché noi quando vediamo dei gol belli, no, alla fine diciamo finalmente abbiamo visto un gol bello, perché non li vediamo, no? C'è stato un gran gol di Piontek che effettivamente grande gol, ha fatto un gol eccezionale, un gol che se dicono ma se lo fa 100 volte per 99 però sbaglia, però lui era lì e ha messo il piede, la palla è andata a finire là e ha fatto un grande gol. Questo è stato un acquisto fatto da un presidente di società molto criticato come Preziosi, ma che mantiene il Genoa, tanto per gradire, da decenni, un decennio e di più, forse sicuramente di più in Serie A, cosa mai capitata a Genova, anche se viene attaccato continuamente, però insomma ogni tanto quando qualcuno fa i suoi affari, però fa i suoi affari, fa vedere il calcio in Serie A a Genova in maniera continuativa. Io non ho capito cosa vogliono, non riesco ad afferrare determinate situazioni. Il 10° scudetto del Genoa. Va benissimo, ho appena detto prima che i miracoli li fa una persona che però non è qui adesso, sta in alto, e se torna giù può darsi che passando per Genova possa risuscitare Lazzaro e faccia un altro miracolo, ma per adesso non c'è il miracolo, quindi questo è andato fuori, ha comprato un giocatore che nessuno conosceva, ha fatto una plusvalenza incredibile, una plusvalenza di 35 milioni di euro. Io dico, ma l'ha venduto, perché ce lo doveva tenere, tanto di cappello. Fare? No, dovete fargli un monumento e sperare che ne trovi un altro per vendere poi, appunto, per 6 mesi. Se viene dopo un altro presidente che ha altre logiche e dopo sono lì che piangono se vanno in Serie B. Le cose sono, però ripeto, quella partita dell'Atalanta mi è piaciuto molto, non perché ha vinto il Milan, per amor di Dio, che ha fatto allora, quindi Torino-Atalanta doveva giocare meglio quella gara, l'ha giocata malissimo. Ok, Torino-Atalanta, tu vedresti Torino-Atalanta? Vado proprio a vederla. Sì, comunque mi collego al discorso del dottor Maccali, l'Atalanta gioca bene contro il Milan. Era un po' la sorpresa di questi 2 o 3 anni, però quest'anno veramente si sta riconfermando con anche più tecnica, perché quando fai giocare Papu Gomez, Ilicic, Zapata, che comunque fa dei gol, una squadra tecnica, sempre di movimento anche muscolare, ma comunque con dei ottimi automatismi, io vedo che veramente c'è da togliersi veramente tanto di cappello davanti a questa squadra. Sì, esatto. Scusa. Sì, esatto, no, esatto, con il mio collega il ragionamento del dottor Maccali, l'Atalanta gioca bene e giocherà appunto contro un Torino che, detto proprio papale, invece gioca, diciamo, in maniera poco efficiente, diciamo, ecco, usiamo un eufemismo. Però Torino nelle ultime giornate ha fatto anche dei risultati importanti senza entusiasmare, perché a Napoli hanno giocato il 10-0-0, perché bisogna essere onesti, ma ci sta, perché è ovvio, se vai a Napoli giochi a viso aperto rischi di prendere una marcata. Tu mi hai interpellato per un articolo, no, sul torinese, giusto? E arrivato a un certo punto c'è un dato di fatto che è quello che è legato appunto al percorso del Torino fuori casa, quindi è una squadra ostica, pareggia quasi sempre, ha perso una sola volta e le altre volte le ha vinte, quindi è molto difficile incontrare questo Torino. Volevo chiederti invece su quale altra squadra di quelle, diciamo, a ridosso della, potrebbe essere l'Inter indubbiamente, a ridosso della prima posizione, quindi dei posti, diciamo, caldi dell'Europa League e della Champions, può rischiare e perdere terreno in questa rincorsa per le posizioni più importanti. Qualcosa l'Inter può rischiare, perché qualche giornata fa aveva un vantaggio abbastanza cospicuo, poi un po' se lo è bruciato, è ancora avvantaggiata perché ha qualche punto 4 punti sul Milan, 5 esatto. Sulla Roma. Però deve stare attenta, perché il campionato è ancora lungo. L'ho visto con Torino, l'Inter l'ho visto col Torino, ha fatto una partita normale, però deve stare attento, non è ancora finita, non devono rilassarsi.
e soprattutto devono cercare di uscire il presto possibile, cioè risolvere il prima possibile il problema, appunto, tra virgolette chiamiamola grana di Icardi, perché insomma si rischia di destabilizzare tutto lo spogliatoio e il clima, diciamo, ecco. Sì, questo diciamo che ha più un problema quasi fuori dal campo che un problema dentro il campo, perché credo che anche i punti che ha perso all'inizio in questo il gennaio passato, siano stati anche un po' legati alla preparazione, che probabilmente erano un po' imballati, poi c'è stato anche il resto. Invece il dottor Macali ne vede quale di queste squadre che sono a ridosso nelle prime posizioni può avere qualche problema e quindi allungare quel truppone di squadre che stanno ambendo a quelle posizioni? Ma è difficile che succeda qualcosa di eclatante lì davanti. L'unica squadra che poteva dare fastidio finora era l'Atalanta, adesso ha perso un po' di terreno, sperando che non ne perda più, ma insomma mi sembra un po' difficile. Cioè il Milan, per esempio? Ma il Milan è lì, e il Milan sta facendo cose che sono superiori alla potenzialità secondo me che ha, perché qui tutti danno meriti a Tizio, a Caio, sempre, però qui c'è un ragazzotto che ha cominciato a fare allenatore, tutti non avevano, speravano solo che sbagliasse tutto. No, per me c'ha dei grandi meriti, perché non è che questo c'ha una squadra formidabile. Hanno speso 200 rotti milioni l'anno precedente, gioca quasi nessuno di quelli, perché qui tanto vituperato signor Galliani, no? Che bisogna rottamare unitamente a chi ha fatto vedere calcio stratosferico, che si chiama Berlusconi, no? Mi pare che in questa squadra giochi uno che è Donnarumma, mi pare che fosse del Milan, Calabria fosse del Milan, Romagnoli l'hanno preso loro, mi pare che adesso c'è fuori Bonaventura, so giocherebbe, insomma sono tutti, Suso ce l'avevano, cioè sono tutti giocatori che vengono da quell'impostazione. Quelli nuovi che hanno speso 200 si perdono le tracce. Dell'anno scorso... Ce n'è uno, forse due che giocano, però anche perché uno si è fatto male Zapata, se no dietro non giocherebbe neanche quello che sta giocando. Quindi sotto questo aspetto... non è stata una grande campagna acquisti? No, ma non è stata una grande campagna acquisti, ma è una campagna acquisti... molto onerosa? Che hanno speso, uno che spende quei soldi lì per avere una marea di quelle pippe che hanno portato, insomma mi pare che sia anche sufficiente farla una volta solo nella vita e poi smetterlo di fare. Ragione di più che adesso deve rimettere a posto i Cocci e Gattuso ci sta riuscendo. Insomma Gattuso ci sta riuscendo molto bene. Poi l'Inter è lì, e quindi non è che all'Inter manchi qualcosa, adesso all'Inter sembra che manchi tutto perché non sta giocando i cani. Ricordo 9 giornate che non fa un gol Icardi, quindi non ha dato nulla fino ad ora, 9 giornate che non fa un gol, se un centravanti non fa gol, però bisogna raddoppiare lo stipendio, perché uno che non fa gol in Italia tu gli devi raddoppiare. Io glielo tolgo, appunto, glielo tolgo un po'. E molti lo dicono, perché il procuratore non si presenta, è silente quando il procuratore adesso c'è l'abitudine di dare addosso a ste donna qua, perché dice che fa, sono tutte cose che non c'entra niente. Chi è in società sa quello che sta succedendo, che è successo, che gestisce. Adesso c'è un uomo nuovo, Beppe Marotta, che è uno che nasce col calcio. Ecco, domando a voi due, la figura di Beppe Marotta è una figura quindi positiva, che quindi va a inserirsi, a mettere a posto alcune cose a livello sia societario, ma anche come, diciamo, visione dell'evoluzione di questa squadra nei prossimi anni, perché è molto importante, con i soldi di Suning potrebbe andare a fare molto. Sentiamo il dottore. Ma non lo so, io i soldi di Suning, io so che questa è una squadra che ha le sue difficoltà, che non riesce a uscire fuori da questa... E quindi Marotta potrebbe? Marotta viene se non altro da un periodo in una società come la Juventus dove i torinesi sono... rigore, nascono con quella mentalità da Boniperti in avanti e ancora prima, quindi lì se sbagli sei un uomo morto, e quindi questo cercherà di portare all'interno di un club un po' sbarazzino delle cose, un po' di ordine. Quindi
Adesso il fatto che è successo che hanno tolto la fascia, ci hanno messo anche troppo a toglierla, insomma, non l'avrei neanche data se è per quello, voglio dire, non è che siamo diventati matti per una roba del genere, insomma. E quindi spero che ci riesca, è una cosa incredibile. Sentiamo invece Giuseppe, che conosce un po' le cose di Torino, no? Quindi anche in parte un po' della Juventus, quindi un uomo di Torino, ex uomo di Torino, che si presenta invece a Milano presso l'Inter. Uomo del Nord, uomo di Varese. Sì, certo, ovviamente. Torino, ma certo. Ci va per caso. Uomo a Torino negli ultimi 9-10 anni, esatto. No, assolutamente. Sì, assolutamente. Ovviamente aveva fatto anche molto bene alla Sampdoria, anche precedentemente. Quindi. Sì, lui ovviamente a Torino ha fatto dei grandi risultati e là, come giustamente diceva il dottor Macalli, se sbagli non arrivano lì a darti una pacca sulla spalla, magari la davano anche sul viso, magari anche non in senso figurato, per consentire la battuta, quindi si è abituati a stare un po' sulla graticola, che può essere un fatto magari non si può dire negativo ma anche positivo, perché si ha sempre voglia di migliorare e dare il massimo, perché a volte se si lascia un po' andare una situazione c'è il rischio che si degeneri, quindi probabilmente Marotta sicuramente sta già lavorando e ci vorrà del tempo ovviamente, ma anche questo fatto di aver tolto la fascia, cioè brutto dire far capire che comanda, un brutto termine, però far capire che c'è rigore è una cosa positiva perché ci sono delle regole, soprattutto ci vuole rigore per rispetto verso i propri compagni, perché a volte quando la situazione degenera può essere una cosa innanzitutto non bella e poco edificante, ma anche ci vuole un po' di rispetto verso i compagni, quindi rigore, e penso che Marotta ha già iniziato e riuscirà, quantomeno io lo auguro, a sistemare la faccenda. Ecco, questo sì, indubbiamente è stato preso probabilmente perché dovrebbe dare, diciamo, una visione un po' più allargata, no? Per quelli che possono essere, diciamo, i prossimi canali dove andare anche a comprare dei giocatori interessanti. Secondo appunto questa struttura che probabilmente Suning vuole chiaramente potenziare. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, perché poi alla fine, parlando di calcio, è sempre meravigliosamente con voi due, perché abbiamo parlato di calcio appunto a 360 gradi, e quindi io vi ringrazio. Nel frattempo chiedo alla regia di mandare avanti la nostra piccola slide di beneficenza, quindi una risposta alla sofferenza dei malati inguaribili. Qua noi abbiamo sempre un punto di richiamo per le varie fondazioni, in questo caso oggi è appunto la volta della Fondazione Floriani, quindi ricordatevi, se volete donare online, www.fondazionefloriani.eu. E poi invece abbiamo sempre i nostri appuntamenti. La settimana prossima ci saranno probabilmente altre novità per ciò che riguarda la trasmissione sia in TV che in radio, comunque ne parlerò settimana prossima. Quindi in TV, se volete ovviamente seguire, dovete sintonizzarvi su Lombardia TV come state facendo adesso, venerdì alle 21, sabato alle 18 in replica, in radio su Silver Music Radio ogni lunedì alle ore 15 per parlare del calcio del weekend calcistico, e poi sul web con le varie notizie con checalciochefa.com e checalciochefa.it. Io ringrazio i miei ospiti, siete stati veramente molto gentili, ringrazio il dottor Mario Macalli. Grazie a voi, grazie mille. Ecco, e ringrazio ovviamente uomo di casa e quindi Giuseppe Francesco Livraghi. Grazie a voi, grazie a tutti. Benissimo, ci vediamo settimana prossima sempre qui a Lombardia TV. Che calcio che fa? Buona serata.